incontro in carcere tra Filippo Turetta e i genitori. Vertice in prefettura Padova per i funerali di Giulia Cecchettin. La data verrà scelta da Papà Gino dopo l'autopsia prevista per venerdì. Giovane mamma bengalese vittima di una violenta aggressione sulla porta di casa in un condominio di Codognè. Un individuo tenta di strangolarla, lei riesce a scappare, salvata dai vicini. Presentata in prefettura Belluno una nuova procedura per dare sostegno alle donne vittime di violenza. Potranno usufruire di una consulenza gratuita con una professionista del settore. Tragedia ad Arzignano, un 59enne è morto colpito da un grosso ceppo di legno mentre tagliava degli alberi nella sua proprietà. Il corpo dell'uomo recuperato in un dirupo. Tragedia sfiorata questa mattina all'ospedale Sant'Orso di Schio. 2 operai sono rimasti appesi ad una piattaforma aerea inclinata per oltre 10 minuti. Attese nella tarda mattinata di domani nevicate fino a quote collinari, dichiarato dal Sistema regionale di protezione civile lo stato di attenzione nel corso della giornata, limite della neve in netto rialzo. Il patriarca di Venezia, Moraglia, Cassola, insieme ai vescovi di Vicenza e Trieste per incontrarne Stefano Geller, malato di SLA, autorizzato al suicidio assistito, felice dell'incontro, ha detto: ho ribadito il mio pensiero. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. In primo piano tutti gli aggiornamenti legati al femminicidio di Giulia Cecchettin, perché era previsto per oggi l'incontro in carcere a Verona di Filippo Turetta con i genitori, incontro che però alla fine è saltato. Nel frattempo, questa mattina in prefettura a Padova, vertice per tutti i dettagli in vista dei funerali di Giulia. La data verrà scelta da Papà Gino dopo l'autopsia che, ricordiamo, è prevista per venerdì. Hanno rinunciato ad incontrare il figlio. Nicola Turetta ed Elisabetta Martini erano attesi nel carcere veronese di Montorio dopo il via libera del magistrato all'incontro con il figlio Filippo, detenuto da sabato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. I genitori del giovane però non hanno seguito il legale per il colloquio. Una rinuncia sembra motivata dal peso che potrebbe avere questo primo incontro sia per i genitori che per il 22enne di Torreglia. C'è la necessità di ricorrere ad un aiuto psicologico. Mamma e papà di Filippo Turetta non vedono il figlio da quel maledetto 11 novembre, giorno in cui il ragazzo è uscito di casa dopo un pomeriggio trascorso con Giulia, l'ha barbaramente uccisa. Papà Nicola, quando il figlio venne arrestato lo scorso 19 novembre, nell'ultima intervista rilasciata, aveva detto che per lui e la moglie non sarebbe stato facile rivedere il figlio dopo quello che aveva fatto. Intanto per il giovane è improbabile che in questa fase dell'indagine venga richiesta la perizia psichiatrica, perché non ci sono diagnosi pregresse di problemi mentali. Viste le sue dichiarazioni spontanee rese ieri dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice, si ritiene che la linea difensiva del giovane possa puntare sull'esclusione della premeditazione e su un'incapacità totale o parziale di intendere e di volere, per tentare così uno sconto di pena. Intanto oggi in prefettura a Padova si è tenuto un comitato per l'ordine e la sicurezza per l'organizzazione dei funerali di Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina. La data delle esequie non sarà sabato 2 dicembre, ma sarà decisa dal papà della 22enne Gino Cecchettin, una data che sarà stabilita con ogni probabilità dopo l'autopsia prevista per venerdì e del nulla osta per la tumulazione. Indagini in corso a tutto campo da parte dei carabinieri di Conegliano per l'aggressione avvenuta a Codognè nei confronti di una giovane mamma bengalese vittima di un tentato femminicidio. Un individuo l'avrebbe aspettata sull'uscio di casa con un sacchetto e avrebbe tentato di strangolarla. Allora, è successo lunedì mattina alle 7:30, mentre la signora è andata a portare il figlio a scuola. Quando, nel momento in cui è tornata, ha aperto la porta, si è trovato questo ragazzo 25 anni, ha detto circa, e che le ha tirato un colpo in testa e ha provato a strangolarla con la borsa. E lei è riuscita a scappare in qualche modo, urlando, un po' sconvolto, un po' tutto, è scesa giù, finché non abbiamo soccorsa noi, cioè io e mia madre, la vicina qua. Potrebbe essere un tentato femminicidio. L'aggressione alla giovane mamma bengalese è avvenuto in questo condominio di via Aldo Moro a Codognè. Un tentativo sventato grazie alla prontezza della vittima, ma anche alla reazione immediata dei vicini che non hanno esitato ad aprire le porte per capire cosa stava succedendo. Testimone il giovane Ana Sadrawi, tra i primi a soccorrere la giovane mamma.
Tu sei arrivato subito perché hai sentito le urla? Io ero a letto, ho sentito le urla, mi ho svegliato, mi sono alzato, ho visto la signora sconvolta. Tutto in pochi minuti su questa porta, mentre sul pianerottolo sottostante la donna, dopo aver urlato, si è accasciata a terra. La donna si è messa qua a terra finché non è arrivata l'ambulanza. Sicuro? E qui invece c'è più che c'è stata l'aggressione? Sì, praticamente qua abita la signora. Da qua è entrato. Ma è proprio entrato oppure l'ha preso? È entrato dentro, sì. È entrato dentro? Dentro. Adesso noi non sappiamo se è uscito dal tetto, dato in un modo di scappare, perché altrimenti noi l'avremmo visto scendere. Invece nulla. L'aggressore dunque sarebbe saltato dal terrazzo sui tetti vicini per far perdere poi le proprie tracce, mentre sul posto un'ambulanza soccorreva la giovane donna. Ma aveva sangue? No, aveva solo un piccolo ematoma sulla testa. Poi per il resto sì, non aveva niente di che. La signora sì, dovrebbe essere tornata a casa, che c'ha il marito qua, e basta, sì. È la prima volta che vi capita? La prima volta che succede una cosa simile. Poi comunque è un posto tranquillo, qua in centro non è mai successa una roba simile, infatti un po' tutti mi hanno detto che sì, è una cosa che non è mai successa. Ora i carabinieri stanno indagando su diverse ipotesi legate all'aggressione, dal furto in casa finito male alla tentata rapina fino al tentato femminicidio, considerando che il 25enne avrebbe cercato di strangolare la vittima con una borsetta di plastica. Nella sede della prefettura di Belluno è stata presentata una nuova procedura operativa per garantire ancora maggior supporto alle donne vittime di violenza o che temono di poterlo essere. Le donne potranno da subito usufruire di una consulenza gratuita con una professionista del settore. In Italia più di 100 femminicidi dal 1° gennaio, più di 100 donne che hanno pagato il prezzo più alto per la feroce brutalità di un uomo e di un gesto che forse si sarebbe potuto prevenire. Numeri impressionanti ed eppure ancora non esemplificativi di un fenomeno, quello della violenza di genere, per il quale si stima che in 9 casi su 10 rimanga tuttora sottaciuto. È in quest'ottica che la task force interistituzionale coordinata dalla prefettura e che coinvolge forze dell'ordine, Procura della Repubblica, Soroptimist, Fidapa, Belluno Donna, Fondo Welfare Dolomiti e i comuni di Belluno e Feltre ha introdotto l'importante novità di una consulenza gratuita con un professionista per le donne che scelgono di farsi avanti e segnalare il problema. Gli operatori di primo contatto, che sono le forze dell'ordine o il centro antiviolenza Belluno Donna, avranno a disposizione dei numeri di telefono di professioniste che volontariamente mettono a disposizione le loro competenze, pensiamo ad avvocati, dottori commercialisti o consulenti del lavoro, per poter offrire un primo colloquio gratuito con le donne vittime di violenza, in modo tale da renderle edotte di quelli che sono i loro diritti, le loro possibilità nella loro posizione. Il nostro campo di azione è quello della prevenzione. Prima che accadano azioni gravi, la cui punta massima è rappresentata dal femminicidio, occorre intervenire e dare aiuto alle donne vittime di soprusi, di molestie, di maltrattamenti e di violenze. E la prevenzione è davvero uno strumento efficace. Basti pensare che dei 3.000 casi di ammonimenti su base nazionale la percentuale di reiterazione è bassissima ed è su queste basi che Belluno Donna, forte dei suoi 20 anni di esperienza e delle più di 1.470 donne sostenute nella sua storia, 176 nel solo 2022, lancia l'appello di farsi avanti. Cosa c'è ancora che deve emergere? Quel 94% di donne che non denunciano, che non si fanno vive, non che non denunciano, che non si fanno vive nei centri antiviolenza e che si fanno vive invece quando la situazione ormai è irrimediabile perché arrivano al pronto soccorso o perché non se ne può più e si va in questura. Tragedia nel Vicentino, ad Arzignano per l'esattezza, dove un 59enne è morto colpito da un ceppo di legno mentre stava disboscando la sua proprietà. Arzignano, travolto da un grosso ciocco che non gli lascia scampo. È così che muore un 59enne che stava facendo lavori di disboscamento all'interno della sua proprietà in una zona scoscesa. Tutto accade in via Conche, dove il grosso ciocco è rotolato addosso all'uomo. Subito sono scattati i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona boschiva con tecniche speleo-alpino-fluviali per recuperare in sicurezza il 59enne in un dirupo profondo 30 metri a rischio smottamenti. I medici del SUEM però non hanno potuto far altro che constatarne la morte. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria sul posto dei carabinieri, a cui spetterà ricostruire le dinamiche dell'incidente.
Stiamo in provincia di Vicenza, ma ci spostiamo a Sandrigo, dove i carabinieri stanno indagando sulle cause della morte di un ciclista trovato a terra agonizzante ieri mattina. Sandrigo. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per capire la dinamica dell'incidente in cui ieri ha perso la vita Abu Evans, un ciclista 41enne cittadino nigeriano che era residente a Monticello Conte 8. L'uomo era stato rinvenuto ancora in vita a terra da un passante lungo la provinciale Chizzalunga poco prima delle 7. Accanto alla sua bicicletta a pedalata assistita danneggiata dopo la caduta con cui quotidianamente si recava al lavoro. Non è ancora stato confermato se sia stato colto da malore o caduto accidentalmente. Non è nemmeno stata esclusa l'ipotesi di un tamponamento da un veicolo pirata che si sarebbe immediatamente dileguato. Per questo gli inquirenti stanno vagliando tutte le immagini del sistema di sorveglianza comunale che vigila gli accessi della zona artigianale e industriale. A San Pietro in Gu, in provincia di Padova, un carro perde una rotoballa che centra un'auto, ferita una donna. Momenti di paura a San Pietro in Gu per un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. Un'auto infatti è finita in un fossato lungo via Silvio Pellico dopo essere stata colpita da una rotoballa di fieno persa a causa del rovesciamento di un carro agricolo. La donna alla guida della vettura è rimasta ferita. Un trattore stava trainando il carro agricolo con all'interno 5 rotoballe quando, per causa in corso di accertamento, il carro si è rovesciato e uno dei rotoli di fieno ha colpito l'auto facendola finire nel fossato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cittadella che hanno messo in sicurezza la vettura e soccorso la donna, curata anche dai medici del SUE ma arrivati con l'elisoccorso. Tragedia sfiorata questa mattina all'ospedale vicentino Sant'Orso di Schio. 2 operai sono rimasti appesi ad una piattaforma aerea inclinata per oltre 10 minuti. Operai ostaggio di una piattaforma aerea a più di 20 metri d'altezza salvati dai vigili del fuoco. Erano le 8:30 del mattino quando 2 manutentori a lavoro all'ospedale Sant'Orso di Schio, impegnati nella sistemazione del tetto, hanno rischiato di cadere nel vuoto a causa di un guasto al braccio unico che li sosteneva a più di 20 metri d'altezza. La piattaforma infatti ha iniziato a ruotare su se stessa, inclinandosi fino a raggiungere i 90 gradi. Momenti di grande paura per i 2 manutentori appesi per oltre 10 minuti al cestello del macchinario. Intervenuta la squadra mobile del distaccamento di Schio che insieme a un tecnico è riuscita ad abbassare di qualche metro la gru e recuperare da un tetto più basso dell'ospedale gli operai in pericolo. Momenti di paura in tangenziale a Padova in tarda mattinata a causa dell'inseguimento ad alta velocità di un'auto da parte dei carabinieri. Feriti in modo leggero gli occupanti delle auto coinvolte e 2 militari dell'Arma. Un'auto sospetta in località Vigonza. È questa la segnalazione arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri in tarda mattinata. Pochi minuti e una pattuglia della sezione radiomobile di Padova ha intercettato il veicolo, una Lancia Delta, all'imbocco di Corso 13 giugno e si è messa all'inseguimento in direzione di Padova Ovest. 2 gli incidenti che però si sono susseguiti, il primo all'altezza di Ponte Vigo d'Arzere, dove 2 ignari e spaventati automobilisti si sono tamponati senza gravi conseguenze. Nel secondo resta coinvolta anche l'auto dei Carabinieri che non riesce ad evitare un'auto in transito dopo l'ennesima manovra azzardata da parte del veicolo in fuga all'altezza della biforcazione per Limena. Danni alle auto ma nessun ferito. Il traffico lungo la tangenziale è andato in tilt. I rilievi degli incidenti sono stati affidati alla polizia locale. Sono tuttora in corso le ricerche dei fuggitivi. La polizia di Padova è riuscita a individuare l'autore di una rapina commessa ai danni di un'anziana in pieno centro città. Rapinata nell'ascensore di casa dopo essere stata seguita, un'anziana padovana è riuscita però a descrivere in maniera lucida e precisa il rapinatore che l'ha derubata, consentendo alla polizia di individuarlo in pochi giorni. La 94enne è stata aggredita all'interno dell'ascensore del suo condominio da un uomo che poco prima l'aveva preceduta in strada e poi aveva finto di suonare un campanello del suo palazzo. Quando la donna ha aperto il portone, il malvivente l'ha prontamente seguita e una volta in ascensore l'ha strattonata violentemente per derubarla della
borsa con il portafoglio. Nonostante lo shock e la paura, la 94enne ha allertato la polizia e ha descritto il suo aggressore con molti particolari, indicando con precisione anche tutti gli indumenti da lui indossati, tra cui un berretto a coppola marrone. Grazie alle telecamere della zona, i poliziotti hanno ricostruito il tragitto fatto dall'anziana durante la passeggiata. Un poliziotto di quartiere, libero da servizio, qualche giorno dopo ha individuato in via Trieste proprio il malvivente, riconosciuto grazie al berretto marrone. Il ladro è un 51enne romeno che è stato denunciato per rapina. L'uomo aveva già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L'ufficio immigrazione della questura ha così avviato le pratiche per l'allontanamento del 51enne dal territorio nazionale. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, torniamo a parlare dell'annullamento delle 56.000 multe elevate dai Velux a Cadoneghe. Pubblicato sul sito del comune il modulo a disposizione dei cittadini per snellire il procedimento amministrativo. Dai multati un appello: tra di noi c'è chi non ha più la patente, risolviamo anche il problema dei punti. Rimane diciamo sul tappeto la tanta sofferenza che molti di noi abbiamo patito. Ricordiamoci che ci sono ancora persone che non hanno la patente, in quanto la decurtazione dei punti è talmente alta per cui hanno perso la patente, la disponibilità della patente e con questo la possibilità di andare al lavoro, per esempio, e quindi adesso ci attendiamo che anche sul fronte dei punti ci sia un'evoluzione. L'ultimo miglio perché la festa sia completa. Dopo l'annuncio dell'annullamento in autotutela da parte del comune di Cadoneghe di tutte le 56.000 multe elevate dai Velox lungo la strada 307 del Santo, sulla scorta del parere pro veritate esteso dall'avvocato Antonio Greco, il comune si prepara a gestire migliaia di procedimenti. Come annunciato dal sindaco Marco Schiesaro, sul sito è stato pubblicato il modulo predisposto dagli uffici che i cittadini potranno consegnare di persona in comune, inviare via raccomandata o all'indirizzo PEC verbali307.cadoneghe.pd@legalmail.it. Lo compileranno e flegheranno, metteranno una crocetta nel caso che gli riguarda. Questo non significa che senza questo noi non procediamo, noi procederemo naturalmente d'ufficio, ma è sicuro, è di aiuto naturalmente a tutti i collaboratori, al comandante e agli agenti di polizia locale a poter lavorare in maniera più chiara, ecco, e rapida. L'accertamento pro veritate eseguito da una parte terza, l'avvocato Antonio Greco, non lascia dubbi. L'esito del mio parere è che accendere i dispositivi sia stato un abuso di potere. Conseguentemente, distinguendo per tipologie di sanzioni, prenderà luogo ora l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, che sarà distinto, ripeto, in funzione della diversità delle categorie di sanzioni che sono state elevate. Nel frattempo il Comune si prepara a inviare una relazione alla Corte dei Conti. Sono stati spesi dei denari pubblici che non dovevano essere spesi. Come ho detto, in quelle condizioni il 23 giugno quei dispositivi non si sarebbero dovuti accendere, il che comporta che non sarebbero state levate le multe, non sarebbero state sostenute le spese di notifica, non ci sarebbero stati dei giudizi che sono tuttora in corso, spese che ovviamente sono a carico della collettività, ma che partono da comportamenti non corretti e da atti illegittimi, quindi ci pare che si possa configurare una fattispecie di danno erariale. Sono attese nella tarda mattinata di domani deboli nevicate fino a quote collinari, intorno ai 300-500 metri sulle zone montane e pedemontane, con possibili temporanei accumuli di qualche centimetro fino ai fondovalle prealpini. Alla luce di queste previsioni, per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del sistema regionale di protezione civile, è stato dichiarato lo stato di attenzione. Nel corso della giornata il limite della neve sarà in netto rialzo.
Il patriarca di Venezia e presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, Monsignor Francesco Moraglia, e con il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, il vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, e il vescovo emerito di Vicenza, Beniamino Pizzioli, si sono recati oggi a casa di Stefano Geller a Cassola. Il 50enne affetto da distrofia muscolare è stato autorizzato dall'azienda sanitaria al suicidio assistito e da sempre si batte per poter decidere liberamente quando porre fine alle proprie sofferenze. Il dialogo sul tema del fine vita è durato oltre un'ora, durante il quale è emersa la volontà di Geller di incontrare anche Papa Francesco. Con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale. Vi lascio come di consueto le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Il mese di novembre si chiude con l'arrivo di una perturbazione che porterà diffuso maltempo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì. Sul Veneto avremo precipitazioni diffuse nel corso della giornata, a tratti moderate. Il limite della neve sarà inizialmente a fondovalle sulle zone montane, sui 300-500 metri sulla pedemontana. Non si esclude qualche fiocco di neve misto a pioggia anche in pianura. Vediamo le temperature, le minime saranno stazionarie tra 1 e 5 gradi, massime invece in lieve calo, comprese tra 4 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui la grafica ci mostra che avremo piogge un po' dappertutto, localmente abbondanti. Quota neve inizialmente sui 400-600 metri, poi in progressivo innalzamento. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà molto nuvoloso con inizialmente debolissime nevicate miste a pioggia. Temperature minime tra lo 0 e i -2 gradi, massime sui 3-4 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.